Un'ultima foto con Piazza Bra, colorata con i manifesti di Milano Cortina, un'occhiata furtiva al di là delle transenne, veronesi e turisti che sperano di vedere qualche VIP o qualche immagine in anteprima alla vigilia della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Tutto è pronto con un'arena blindata che si prepara ad essere protagonista dello show di chiusura dei giochi invernali, con lo spettacolo Beauty in Action con tanti VIP come Roberto Bolle, Achille Lauro, Gabri Ponte, Benedetta Porcaroli e tanti capi di Stato e delegazioni estere. Per Verona giornate emozionanti e con il pienone di turisti e ovviamente di tutta la macchina organizzativa. Per i commercianti veronesi settimane davvero positive. Questa è una cosa straordinaria, ci ha portato tanto entusiasmo, comunque c'è stata tanta voglia di addobbare le vetrine da parte dei commercianti, perché comunque siamo tutti quanti consapevoli che è una cosa che su larga scala e duratura nel tempo porterà tantissimi benefici e porterà appunto conoscenza di Verona anche a chi ancora purtroppo non la conosce. Commercianti preparati anche per la manifestazione contro le Olimpiadi che è stata annunciata e che attraverserà una parte della città fino al limite della zona gialla attorno all'arena. Per chi invece vuole seguire la cerimonia di chiusura, Casa Verona, spazio del comune nella palazzina 20 dell'Arsenale, resterà aperta tutto il giorno. Deborah Compagnoni che è passata di qua appunto per un suo intervento, e sono tutte testimonianze che hanno avvicinato sempre di più le persone. Abbiamo anche un regalo della Brignone che ci ha omaggiato della sua tigre autografata. Tra cimeli e tifo, Casa Verona è un luogo che in queste settimane è diventato punto di ritrovo per chi voleva godersi le Olimpiadi. Mi sono appassionato del pattinaggio artistico. Qual è lo sport che vi ha appassionato di più? Discesa libera della Brignone è stato quello che mi ha appassionato di più. Principalmente sci da discesa. Mi sono piaciuti molto hockey ghiaccio e sci alpino. Siamo molto contenti, da veronesi nati e cresciuti, siamo molto contenti che è arrivato lo sport, un po' di gente, anche un po' di soldi, molto bene, molto bene.